Sì, è uno strano abbinamento, peraltro per formazione sono archeologa, però il digitale è trasversale, non si può prescindere da questo e molti pensano che io faccia informatica, invece in realtà faccio le mie materie utilizzando le tecnologie, attualizzando. Quanto è importante cambiare i piani formativi dei ragazzi verso non solo la programmazione, ma verso il digitale, verso i processi di innovazione, verso l'utilizzo delle tecnologie, verso la creatività? È tanto importante che il Ministero ha già provveduto perché non ci sono più i vecchi programmi che erano costituiti da una specie di elenco degli argomenti da trattare, una sorta di indice di libro. Il Ministero adesso ci fornisce le indicazioni nazionali dove la competenza digitale è una competenza trasversale che è prevista nell'ambito delle diverse discipline. Ma alla fine un'archeologa a Twitstar, come lo prendono i ragazzi? Sono contenti, ci divertiamo tantissimo in classe. Com'è la relazione tra, di fatto, il sistema dei professori sardi, il sistema scolastico sardo, con le altre realtà avanzate che ci sono in Italia? Perché non sono molte, ma ci sono. Sì, ce ne sono varie, tra l'altro la Sardegna è beneficiaria di finanziamenti particolari rispetto ad altre regioni. Diciamo che quello che ci manca è il confronto continuo dovuto a una questione logistica, perché comunque servono contatti formativi, noi andiamo a formare loro, loro vengono a formare noi, quegli scambi che non sono sempre resi possibili per via del costo un po' eccessivo delle trasferte. Però la rete non ha confini né geografici né amministrativi. Questo è vero, infatti è fondamentale condividere e per questo il titolo del mio intervento è se non documenti non esisti. Sardinian Code Week, in effetti una delle più grandi in Europa, un'isola che si è messa in rete, Fondazione Banco di Sardegna, Presidenza della Regione, la Regione tutta, l'Open Campus, Sardegna 2050 e tutto l'elenco gigantesco di aziende che si sono messe a disposizione. Sta cambiando qualcosa? Sì, a parte che la Sardegna è notoriamente digitale da sempre, abbiamo delle esperienze veramente storiche che fanno sì che siamo avanti sotto questo aspetto. L'evento che è stato organizzato qui è veramente grandioso e fa capire quanto l'isola possa fare tantissimo nonostante l'isolamento. E quindi un augurio ai ragazzi in un tweet. Sappiate creare e condividere.